appunto raccontano che ormai una tavola è arrivato Attila a Cattivone, sono tutti scappati, dove sono scappati? Nelle isole che erano deserte, malari, che non c'era nessuno, allora hanno creato questo teatro. Tra l'altro bisogna dire che era importante per lo Stato veneziano che Venezia avesse una data certa di nascita, non solo, ma che fosse indipendente. Allora la leggenda dei Fugazzi che hanno costruito la città da niente è proprio indipendente. Poi che fosse anche benedetta perché c'era il giorno della Madonna e anche il giorno in cui state tornate a chiesa, perché se non è vero. Tutto questo è stato ben posizionato dai vari governanti dei stati di Venezia, dalla Serenissima, per non a proprio uso, ma ad uso dello Stato. Diciamo che Venezia sicuramente ha avuto molto da insegnare a livello dell'attuale marketing di quello che si fa oggi. E prima di continuare approfitto, visto che si è parlato di Tito Canal, perché abbiamo avuto la fortuna, come vedete prima, di conoscerlo dal vivo, e c'è un aneddoto che lui stesso ci ha raccontato proprio sulle ricerche archeologiche, che è molto, molto simpatico, nel senso che tutte le cose che lui è riuscito a recuperare, di certo non le ha recuperate andando sott'acqua a lui, ma i luoghi, le persone più adatte a conoscere i luoghi dove si trovano questi reperti sono i pescatori. I pescatori non sono persone molto aperte. Quindi lui ci ha raccontato quando siamo andati a trovarlo quella volta, che ci racconta e dice, allora io stavo in barca con loro, al freddo d'inverno, dicendo così, adesso diventava anche una certa età, anche la giovane, più d'inverno con lui, fuori, dicendo, non era proprio noi, eravamo lì, dicevo, io so che più o meno, perché io sapevo più o meno, poi invece loro sapevano alla briccola X piuttosto che alla balena X, dicendo, e dicevano, no, andavano avanti, e tanto ovviamente stavano fuori tutto il giorno in barca, si potevano mangiare e bere. Allora io intanto versavo un bicchiere di vino e continuavo a parlare, continuavo a insistere, intanto loro andavano avanti perché ovviamente non fidandosi lo portavano, lo depistavano, lo portavano da un'altra parte dove era quello che gli interessava a me. Passavo al secondo bicchiere e cominciavamo già a entrare più in simpatia, insomma il terzo e il quarto e tutto mi raccontavano tutto. E quindi il vino, la convivialità è stato lo strumento suo per raccogliere tutti questi strumenti, i reperti che ricordiamo che ne ha donati più o meno 11-12 mila alla sufficienza, e quindi era simpatico questo. E tu hai citato i dogi, che secondo me, diciamo aneddoto, tra virgolette per aneddoto, potrebbe essere simpatico raccontare come funzionava un po' il discorso dell'edizione di dogi, che è conosciuta, ma anche quella non tantissimo. È conosciuta, diciamo che è carino come allora all'inizio dopo i tribuni marittimi che anche prima i dogi erano eletti apparentemente dai rappresentanti del popolo, in realtà non era vero, ci sono state faide tra varie famiglie eccetera. A un certo momento c'è stato nel 1296 quella famosa serata del Maggiore Consiglio, che in realtà è stato un colpo di Stato. Da quel giorno in poi potevano diventare dogi solo chi era nelle famiglie che già erano state fatte parte del Consiglio stesso. Cioè la Repubblica, la democratica, l'elezione diventava aristocratica. Questo è una cosa non molto democratica, diciamo, però ha fatto sì che la Repubblica Venezia si autogenerasse e restasse come era. Allora, l'elezione del Doge è un po' particolare, devo leggerla anche se lo sapete, abbiate pazienza perché a me piace, è carina. Allora, per evitare che diventasse una carica ereditaria di una sola famiglia e per prevenire i droghi, l'elezione divenne molto complessa e curiosa. Nella sala del Maggior Consiglio vi era l'urna contenente tante sfere
quanti erano i membri del Consiglio stesso. Tutti argentati salvo 30 che erano dorati. Ogni consigliere estraeva una sfera. I 30 che avevano trovato la sfera dorata si riunivano e sceglievano 9 da loro. Questi 9 si riunivano ed eleggevano 12 rappresentanti che a loro volta eleggevano altri 25 consiglieri. Questi sceglievano tra loro altri 9, i quali eleggevano altri 45 consiglieri che ne sceglievano tra loro 11. È finito? No. Gli 11 eleggevano i 41 consiglieri che avrebbero eletto il dopo. Questi ultimi 41 si riunivano e secondo le regole ferree veniva eletto dopo il candidato che avesse ricordato più preferenze di 25. Avevano paura di Broglie, avevano paura che i Broglie magari saranno anche lo stesso, ma questo perlomeno evitava che ci fossero delle cose strane. Tra l'altro per spazio ovviamente non ho parlato nel libro del ballottino. Il ballottino era un bambino del popolo che veniva scelto il giorno stesso dell'elezione, uno dei senatori dava fuori da 20 di San Marco, 28 di San Marco, prendeva un bambino a caso, più o meno 8 anni, e questo doveva fare la mano innocente, tirava su, prendeva le sfere e le ballotte. Da cui c'è anche il gruppo iniziano a tirare balla d'oro, che quando si chiedeva la balla d'oro si era faceva da ufficio, diciamo, da segretario. Tra l'altro come famiglia del popolo veneziano pregavano affinché un nuovo figlio diventasse ballottino, perché il ballottino una volta scelto era lavato, pulito, ben vestito, era istruito e probabilmente aveva una carriera futura nell'amministrazione dello Stato.